Prestigioso riconoscimento per due progetti della rete oncologica del Veneto che hanno ottenuto la qualifica di eccellenza nazionale. Sentiamo. La diagnosi, la presa in carico del paziente, le cure fino al termine del percorso con l'impegno, quando possibile, di portare il malato alla guarigione, sono alla base di due progetti della rete oncologica del Veneto che hanno ottenuto un riconoscimento dal valore di 1.200.000 euro come eccellenza nazionale. A presentare i due progetti il professor Pierfranco Conte, coordinatore Rete Oncologica Veneta. Con il riconoscimento di questi progetti il Ministero della Salute sottolinea l'importanza dei percorsi assistenziali nelle patologie oncologiche. È oramai evidente in patologie complicate per quelle oncologiche che non sono i singoli episodi che determinano il successo, ma il garantire un percorso intero appropriato. I due progetti mirano appunto a valutare, per la parte che riguarda il progetto mio, l'impatto dei farmaci innovativi e il loro uso appropriato nell'ambito dei percorsi assistenziali delle patologie oncologiche e l'identificazione di indicatori di questo percorso che ci consentono di seguire il paziente oncologico dalla diagnosi sperabilmente sino alla guarigione o comunque al termine del suo percorso. Un compito non semplice anche quello di mettere ordine nell'area diagnostica, così da avere un corretto procedimento terapeutico e utilizzare in maniera corretta i farmaci ad alto costo. Il mio progetto è parte di un progetto più ampio, come detto dal professor Conte, che cerca di mettere ordine nell'area diagnostica, che è il presupposto indispensabile al procedimento terapeutico che sulla fase diagnostica si basa. Avere diagnosi omogenee e solidamente stabilite è il presupposto per la utilizzazione di quei farmaci ad alto costo che costituiscono la nuova frontiera dell'oncologia. Parlando di costi, naturalmente i due progetti permettono anche di monitorare la sostenibilità della rete oncologica del Veneto. Innanzitutto il nostro pensiero va ai pazienti, quindi il primo obiettivo nostro è curare sempre meglio i pazienti. Subito dopo viene il problema della sostenibilità. Per curare bene i pazienti, per consentire l'innovazione, bisogna avere un sistema pubblico, equo, innovativo e sostenibile. Il miglior modo per garantire la sostenibilità è usare in maniera appropriata le risorse. L'obiettivo della rete oncologica e in particolare di questi due progetti è proprio quello di ottimizzare l'uso delle risorse, quindi non di risparmiare o razionalizzare le risorse, ma usarle in maniera razionale. Veneto quindi che non abbandona mai il paziente e resta sia per il territorio che oltre confine un punto di riferimento. Se grandi multinazionali vedono in Padova, nei nostri professionisti, l'eccellenza a cui chiedere sostegno, questa mi pare che sia una evidenza diretta, non solo attraverso l'attività che noi vediamo e valutiamo tutti i giorni, ma anche attraverso il giudizio di chi investe grandi quantità di denari nello sviluppo dei nuovi farmaci, della qualità del lavoro che viene attuato nella nostra università.